La cartiera di Vas, ubicata al confine delle province di Treviso e Belluno, è un antico opificio e già la più grande cartiera della Repubblica di Venezia. L'attività cartaria a Vas fu presente lungo le acque del torrente Fiume già nella prima metà del Cinquecento. È invece del 1642 il documento che attesta la proprietà della nobile famiglia veneziana dei Gradenigo, un casato patrizio fra i più importanti della Repubblica di Venezia. La produzione della carta avviata per le necessità commerciali di Venezia, all'epoca patria della stampa e del commercio di libri, trova a Vas una destinazione favorevole per via dei suoi 2 corsi d'acqua. Il torrente Fiume, oltre all'energia necessaria per muovere le ruote idrauliche, forniva per tutto l'anno acqua limpida fondamentale per ottenere dei pregiati fogli di carta bianca. Il Piave garantiva invece la via di comunicazione fra la montagna e la laguna. La raffinata qualità della carta di Vas rifornì, tra gli altri, i commercianti dediti all'esportazione verso i mercati d'Oriente, in particolare quello dell'Impero Ottomano, che richiedeva carta particolarmente bianca e resistente. Nel Settecento la cartiera è gestita dai Remondini di Bassano del Grappa, che rappresentarono una vera e propria dinastia legata alla stampa, con prodotti esportati in tutto il mondo. I Marsura e i Zuliani furono invece le famiglie che con una serie di ammodernamenti tecnologici traghettarono la fabbrica nell'Ottocento e poi fino a oltre la metà del secolo scorso, garantendo standard produttivi sempre elevati. Verso la fine degli anni 60 del Novecento l'attività lavorativa cessò gradualmente, fino alla chiusura. Congiunture economiche sfavorevoli causarono il canto del cigno di un autentico monumento nella storia della produzione cartaria in Veneto e in Italia. Dal 2016 l'associazione La Carta ha avviato, con il supporto del comune di Quero Vas, un progetto culturale di rigenerazione della parte pubblica che, fra le cose, prevede la ripresa della produzione artigianale di carta a mano con metodo antico. Parlare di carta a mano significa parlare di un'operazione che intende declinare in chiave contemporanea un sapere antico per proporre un prodotto di eccellenza rivolto a chi è alla ricerca di un manufatto esclusivo, coniugando bellezza, emozione e raffinatezza. La cura di ogni dettaglio produttivo scandito dai tempi lenti e la ritualità di gesti precisi e inconfondibili è sinonimo non solo di qualità, ma anche del disvelarsi di una sapienza capace di realizzare un prodotto unico per le sue caratteristiche fisiche ed estetiche. Ogni passaggio produttivo, dalla selezione delle fibre alla realizzazione dell'impasto fino alla formazione del foglio, che come per magia compare dalle sapienti mani del mastro cartaio fabrianese operativo a Vas, garantisce un prodotto artigianale di pregevole fattura che ogni volta stupisce e regala un'emozione. Immergere le mani nel tino e vedere comparire ad uno un foglio di carta per sua natura unico e irripetibile ha il sapore di un antico rito che si rinnova ogni volta. La ricerca tecnologica sui materiali si è sposata con i valori della sostenibilità ambientale, dell'economia circolare e della valorizzazione territoriale. Per questo motivo, oltre alla bianchissima carta in puro cotone,
l'associazione La Carta ha iniziato a realizzare, con una continua attività di ricerca e sperimentazione, carte di diversi formati e grammature, partendo da scarti vegetali a chilometro zero, fra cui canapa, vinacce, fagiolo, mais. Le diverse fibre utilizzate hanno diverse caratteristiche fisiche e meccaniche e diversa appare la carta prodotta nella tonalità, nella consistenza e nella texture finali. Le diverse carte prodotte, realizzate in modo certosino e sartoriale, raccontano pertanto l'anima di un territorio allo stesso modo di un buon vino o di un altro prodotto della nostra terra. I fogli di carta a mano prodotti esaltano i sensi e riconciliano con il bello. Custodiscono una tradizione secolare aperta ad una visione innovativa, che rappresenta un valore aggiunto per chi intende fare della carta un veicolo di identità e un mezzo per distinguersi e raccontarsi. La filiera produttiva, dal contenutissimo dispendio energetico e dall'irrilevante apporto chimico, rende la carta di Vass un prodotto assolutamente naturale e rispettoso dell'ambiente. Ciò che per alcune aziende costituisce uno scarto vegetale, alla cartiera di Vass diventa inoltre materia prima per una nuova vita. Le stesse aziende possono così recuperare il loro prodotto sotto forma di una nuova anima di carta. Carta non da gettare, ma da conservare, così come si conserva qualcosa di prezioso o una memoria ancestrale che lega l'uomo al proprio territorio. L'associazione, oltre a produrre prodotti di carta personalizzati, organizza su prenotazione visite guidate, laboratori e workshop sul mondo della carta, della stampa, dell'incisione e della calligrafia.